Ben ritrovati cari telespettatori e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la cronaca, tragedia durante la gara podistica La Clautana, Claut, dove è deceduto per problemi cardiaci un concorrente, un uomo di 56 anni di Cordenons, Bruno Taffarelle. Ad attivare i soccorsi e praticare le prime manovre di rianimazione sono stati alcuni podisti che lo hanno visto esanime. Sono dunque intervenuti i vigili del fuoco di Maniago e Pordenone lungo il sentiero che porta al Col dei Piais dal campeggio Trivillage. La sala operativa dei pompieri ha individuato le coordinate, trasmettendole quindi alla Sores, che ha potuto inviare l'elicottero di Pieve di Cadore con il personale sanitario. Le lunghe manovre di rianimazione purtroppo sono risultate vane e non c'è stato altro da fare se non dichiarare il decesso dell'uomo. Sul posto i carabinieri di Spilimbergo. Guidava con tasso alcolico 4 volte oltre il consentito, è uscito di strada, ha divelto la segnaletica e urtato auto in sosta. È successo a Trieste, incidenti anche a Lestizza nella notte e a Maiano questo pomeriggio. Impatto contro auto in sosta è successo questa mattina poco prima delle 6 a Trieste lungo via Miramare. Per cause da accertare da parte dei carabinieri della stazione di Duino, un trentenne di Ronchi ha perso il controllo della propria auto abbattendo la segnaletica di una Iola spartitraffico e invadendo la corsia opposta per finire contro un'auto in sosta. Per fortuna a quell'ora la strada era deserta e anche i 2 occupanti l'auto sono rimasti illesi. Sottoposto all'etilometro da parte dei carabinieri di Duino, il trentenne ha riportato valori 4 volte il consentito. La pattuglia gli ha ritirato la patente, lo ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Sul posto anche una pattuglia di Barcola e Miramare. Una donna di 35 anni è rimasta ferita in un incidente stradale che è accaduto nelle prime ore di oggi a Villa Caccia di Lestizza. Era al volante della sua auto quando ne ha perso il controllo andando a finire nel canale Ledra. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza da Codroipo e la sala operativa del NUE ha allertato i vigili del fuoco volontari di Codroipo. La donna è stata assistita accompagnata in ospedale, per lei ferite non gravi. E un uomo è rimasto ferito in maniera grave, ma non sarebbe in pericolo di vita, dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando a Maiano. La vettura si è ribaltata su un lato, finendo vicino all'ingresso di una casa, e per i vigili del fuoco volontari di San Daniele è stato necessario tagliare la parte superiore dell'auto per liberare l'uomo. Quindi il soccorso da parte dell'equipe sanitaria, dell'elicottero decollato da Campoformido e dell'equipaggio di un'ambulanza è successo questo pomeriggio poco prima delle 16. E ieri verso le 16 nell'istituto di pena di Tolmezzo un detenuto di origini stranieri, già noto per altri disordini, ha incendiato la propria camera. Lo riferisce a Telefriuli il segretario provinciale di Tolmezzo Udine della USP, Unione Sindacale Polizia Penitenziaria. Solo grazie all'intervento degli operatori l'incendio è stato domato. Successivamente l'uomo è stato portato nell'infermeria per essere visitato e lì ha aggredito e malmenato 3 operatori di polizia penitenziaria. All'arrivo del quarto collega, anche quest'ultimo ferito, è stato possibile contenerlo con l'ausilio del medico di turno. Le prognosi vanno dai 5 ai 20 giorni. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.725 tamponi molecolari sono stati rilevati 138 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,06%. Sono inoltre 12.020 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi. Nella giornata odierna si registra un decesso, una donna di Trieste di 85 anni, 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre 53 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, 1.200 le persone in isolamento. Sembra ci sia una parte della Lega che finalmente lascia perdere certe assurde posizioni salviniane dall'aprire tutto agli idranti contro i lavoratori e propone di non politicizzare più la pandemia. È quello che dice il PD con coerenza da sempre, continuando a chiedere che nella lotta al Covid il faro siano medici e scienziati, senza inseguire il consenso o cavalcare il ribellismo. Lo afferma la Presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, a proposito dell'invito del Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a non politicizzare o ideologizzare una pandemia. Tra le emergenze, a causa del blocco del porto di Trieste, anche lo spostamento di alcune navi da crociera dal golfo del capoluogo regionale. Così MSC ha chiesto in emergenza di approdare a Monfalcone. Sentiamo il sindaco Cisint.
È la prima volta che anche la Costa Crociere arriva a Monfalcone. Per noi l'obiettivo della crocieristica ha un significato, che significa sviluppo economico e posti di lavoro. Pensate che il 10% del traffico di Venezia per la nostra realtà potrebbe corrispondere a più o meno 4.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Oggi è una situazione di emergenza a cui il gran gruppo, formato da tutti gli operatori dell'autorità di sistema, direzione marittima, gli operatori portuali, tutti noi, le direzione marittima appunto, hanno collaborato per riuscire a dare una risposta contingente, ma stiamo dimostrando che possiamo farcela. È chiaro che l'obiettivo è quello dell'implementazione del traffico commerciale e l'Escavo va in questa direzione, il piano regolatore va in questa direzione e la possibilità di avere la crocieristica che appunto consente un ulteriore margine di crescita al nostro porto. Una legge a tutela dei gelatieri e della loro professionalità, nonché sull'utilizzo delle materie prime e a tutela invece dei consumatori finali. È l'obiettivo della legge regionale che ha come primo firmataria il consigliere regionale Maddalena Spagnolo, che dice un provvedimento a tutela dei gelatieri artigiani e dei consumatori, il primo provvedimento di questo tipo a livello nazionale. Da Confartigianato il plauso per aver dato risposta alla categoria con il friulano e responsabile nazionale Giorgio Venudo, che di fatto parteciperà ai tavoli che verranno creati. La volontà che viene espressa con l'approvazione di questa legge è quella di venire incontro ai produttori di gelato artigianale e ai consumatori che sappiano quello che vanno ad acquistare. È una legge che descrive alcune delle caratteristiche che deve avere il gelato artigianale, necessariamente prodotto da coloro che hanno avuto un certo tipo di formazione e in ambiti aziendali dove si svolgano tutte le fasi della lavorazione del gelato. È previsto un tavolo permanente con gli esperti gelatieri e i funzionari della regione al fine di precisare il percorso formativo da seguire ed anche le ulteriori caratteristiche che dovrà avere questo prodotto. Gelato artigianale in Friuli Venezia Giulia è sia un prodotto di qualità fatto da persone formate e in unici ambiti che vivono tutti i momenti della produzione del gelato fino alla commercializzazione, e sia un gelato artigianale regionale, ovvero fatto con prodotti friulani. Cominceremo subito a darci da fare affinché venga precisata il percorso formativo che deve essere sostenuto da coloro che saranno i responsabili della produzione del gelato artigianale, e deve essere concluso anche l'iter di definizione delle caratteristiche specifiche che deve avere il gelato artigianale, che è stato solo in parte delineato dalla legge proprio per lasciare che gli esperti, insieme con i funzionari della regione, precisino al massimo tutte le diverse fasi, tutte le diverse materie. Le suggestioni assimilate dall'artista Gianni Borta durante il suo ultimo viaggio in California in un diario dei luoghi visitati alla ricerca del papavero, fiore della California, simbolo dello stesso artista. Alla ricerca del papavero Poppy, il fiore della California, il titolo dell'ultimo libro di Gianni Borta, che verrà presentato venerdì 29 ottobre al Teatro Palamostra di Udine in occasione della serata organizzata dall'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Questo è l'ultimo viaggio, un viaggio senza tempo, fuori dal tempo, alla ricerca del papavero Poppy, che ho saputo è il fiore nazionale della California. Pertanto questo libro non è un diario di viaggio, come possiamo dire, turistico, che lo trovi facilmente in libreria, ma si tratta di un percorso visto attraverso gli occhi di un artista. Quindi l'interpretazione del tuo viaggio attraverso appunto questo racconto tra foto, ritratti e descrizioni, alcune descrizioni, anche perché il papavero ti rappresenta. Sì, mi rappresenta, è la storia di questo artista friulano, anzi udinese, che da 50 anni nella sua tematica artistica dipinge il papavero anche per darsi una connotazione, no? Un logo capolavoro, diciamo così, e viene a sapere che il fiore della California è il papavero. Allora questo, e non solo, ma che questo avvenimento, questo fiore viene festeggiato a San Francisco proprio il giorno del suo compleanno. Che sarebbe il tuo? Esatto, e allora ritiene che sia proprio opportuno andare a cercare questo fiore proprio nelle valli della California.
Il rosso di Buia, ovvero Alessandro De Marchi, ha voluto salutare assieme a parenti e amici la stagione ciclistica nella quale ha conquistato la maglia rosa al Giro d'Italia, affermazione però rovinata da un infortunio, ma il campione buiese diventato padre per la seconda volta dice: la mia famiglia è più importante di qualsiasi medaglia. Vi proponiamo un estratto dell'intervista che verrà proposta integralmente nella puntata di Bianconero domani alle 21. Alessandro De Marchi, oggi a Buia hai voluto fare questa grande festa, ovviamente nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, ma era un tributo alla tua gente dovuto. Sì, era insomma, una cosa dovuta dopo una stagione di alti e bassi, che però insomma, ci ha regalato un sacco di emozioni e di ricordi, ed era giusto non perdere questa occasione. E abbiamo deciso poi di usare questa giornata e questa occasione per aiutare anche l'associazione di Montaglio alla Sete, gli amici di Nimis, e con il loro aiuto insomma, la giornata sta andando benissimo. Senti, loro tre sono i principali tre tifosi. Sì, loro insomma, sono forse la cosa più importante, che viene ancora prima delle maglie rosa e di tutti gli altri risultati. Nell'ambito della terza giornata del folklore e delle tradizioni popolari che si celebrerà il prossimo 26 ottobre a Billerio di Magnano in Riviera, sono stati anticipati di 48 ore i festeggiamenti con l'evento Folklore e Amis, un paradise. Infatti il gruppo Ballarins de Riviere, presieduto da Natascia Finotto, assieme ai colleghi degli Sprimulis di Zampis di Pagnaco, guidato da Luis Crozzolo, si sono ritrovati per fare festa. Prima c'è stata la messa officiata da Don Enzo Cudiz e a seguire i due gruppi si sono esibiti ballando assieme per condividere ancora una volta la passione per il ballo popolare. E a proposito della giornata di martedì, un altro storico gruppo folcloristico, Stelutis di Udine, presieduto da Elena Sione, darà vita ad uno spettacolo alle 20:30 all'interno della Sala Madrassi a Udine in via Gemona con lo spettacolo Folklore di Gale. Parteciperanno i danzerini di Lucinico, gli amici della Fisarmonica del Friuli Venezia Giulia e l'ensemble Calicantos. L'Udinese strappa un punto a Bergamo andando ancora a segno nel finale con Beto, per lui terzo gol consecutivo. Sentiamo mister Gotti. 3-4 volte secondo me c'erano i presupposti per poter far male all'Atalanta. Poi nel secondo tempo prendi quel gol e quel gol indirizza poi la partita, fa in modo che sia possibile che l'Atalanta abbia più occasioni, però ripeto, lo spirito almeno è stato premiato. Mi sembrava una buona soluzione per affrontare questa partita nella nostra contingenza, con la situazione dell'Atalanta. Mi sembrava quest'idea di mettere in campo fin dall'inizio Molina da attaccante vicino a Pussetto e a Beto, comunque garantirsi tre attaccanti con gamba, in grado di ripartire nello spazio, in grado di giocarsi degli uno contro uno che potessero diventare pericolosi per questa loro difesa che piano piano ci avrebbe concesso sempre più spazi. Questa era l'idea. A Molina durante la settimana ho detto che aveva l'occasione di divertirsi, aveva l'occasione di fare una partita con meno compiti difensivi, guardando in avanti, giocandosi gli uno contro uno con libertà di sbagliare, non c'è problema, risbaglia, non c'è problema. Buttati negli spazi ogni volta che c'è la possibilità di andare ad attaccarli e cerca la porta. Alla prima di Tedino sulla panchina dei neroverdi arriva un punto insperato per il Pordenone che ferma il Pisa grazie a una rete di Folo Runshaw al 96esimo. I Ramarri avevano chiuso il primo tempo sullo 0-0 contro la capolista della Serie B per poi subire la rete del vantaggio nerazzurro con Caracciolo. Nei 10 minuti recupera il portiere del Pisa, l'ex udinese Nicolas commette un gravissimo errore regalando il pallone a Folo Runshaw che a porta vuota trova il pari che vale il secondo punto del Pordenone su 9 partite. L'altro era arrivato con il pari contro la Regina il 21 settembre scorso. Bene, era l'ultima notizia del nostro telegiornale regionale, grazie di cuore per la vostra cortese e fedele attenzione, un saluto alla regia di Francesco Snidaro e alla prossima, arrivederci.